Quella di oggi ce la ricorderemo con una giornata piuttosto concitata. Per tutto il giorno pensavamo di essere ormai confermati in zona arancione ancora per una settimana, poi l'ufficialità è arrivata alle 18:45, quindi esattamente un'ora fa il Friuli Venezia Giulia è in zona gialla. Vi facciamo vedere innanzitutto, grazie alla nostra tabella, anche per ricordarci che cosa vuol dire essere in zona gialla, quali saranno le possibilità per voi cittadini. Lo chiedo anche alla regia. Grazie mille alla regia di Francesco Snida, Pierluigi Buttazzoni. Vietato circolare dalle 22 alle ore 5 del mattino, poi la chiusura dei centri, rimangono chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Non c'è la chiusura dei musei e delle mostre. L'ultimo DPCM ha chiarito che i musei e mostre verranno riaperti nei giorni feriali. Poi la didattica a distanza per le superiori, scuole superiori, sappiamo che in Friuli Venezia Giulia ricomincerà la presenza al 50%, poi al 50% ci sarà anche il trasporto scolastico. La sospensione delle attività di sale gioco, quella continuerà, sale scommesse, ma anche di piscine, palestre, teatri. Questo è uno dei gravi problemi, poi sentiremo anche le interviste dei diretti interessati. E poi in verità c'è l'apertura di bar e ristoranti alle ore 18, l'asporto viene consentito fino alle 22, quindi bar e ristoranti che riapriranno dopo 15 giorni di zona arancione. Vi facciamo vedere anche con un'altra tabella quanti giorni, lo potete vedere, di arancione e rosso hanno dovuto patire i ristoratori in questi 2 mesi e mezzo. Praticamente dal 14 dicembre, da quando il Friuli Venezia Giulia era stato dichiarato zona arancione. Abbiamo fatto la conta, l'abbiamo fatto al posto vostro, 25 giorni su 75, praticamente un terzo. E allora loro sono diretti protagonisti, anche perché ritorneranno a esercitare la loro professione con il pubblico, ovvero i ristoratori, e allora abbiamo da una parte Luca Brosolo e dall'altra Renato Paglia. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi, buona serata a tutti e a tutti i telespettatori. Allora Fabio, Luca Brosolo, volevo iniziare da lei innanzitutto. Ha visto un po' la tabella, 20 e passa giorni, insomma, dove avete potuto solo aprire per i vostri clienti, gli altri 50, 60 praticamente avete dovuto esercitare solo da sport. Quanto ci avete rimesso in questo periodo? O anche in tutto l'arco dell'anno? Allora, io parlo, buonasera a tutti innanzitutto. Allora, per quanto riguarda la mia attività, io sono quasi il 70% di fatturato. Noi non facciamo, sì, di perdita, scusami, non facciamo asporto perché siamo in una zona un po' sfortunata. Abbiamo rimesso tanto, non solo a livello lavorativo, ma anche a livello di psicologico, perché oltre a essere nervosi siamo anche molto molto delusi da tutto il sistema, insomma, come puoi capire. Guardavo la tabella che hai pubblicato, manca il mese di ottobre anche lì, che eravamo gialli, dunque aggiungerei ancora qualche giorno. Certo. Mi senti? Sì, sento benissimo. Ciao. E praticamente rimesso al 60% e questi ristori sono bastati oppure no? Ho problemi con la connessione, sì. Davide. Sì. Mi sente Brosolo? Ecco, chiedo scusa, mi avete sentito? Perché ho un po' di problemi con la connessione. Allora, Brosolo, noi la sentiamo benissimo. Magari lei non riesce a sentirci? Perfetto. Esatto, vi sento un po' robotizzati. Ok, perfetto. Allora, quello che volevo chiedere, Brosolo, è se in questi giorni di zona arancione o rossa lei ha rimesso, se non sbaglio, il 60% praticamente del suo fatturato, da quello che siamo riusciti a capire. I ristori, viceversa, hanno dato la possibilità di rimpinguare quel fatturato che è andato a meno? Allora, io parlavo a livello annuale, che ho rimesso quasi il 70%. Questi 3 mesi qua parliamo anche dell'80%. Per quanto mi riguarda, io ho preso a livello di percentuali il 12% di ristori rispetto al fatturato perso. Dunque, se mettiamo tutto sulla bilancia, la situazione è drammatica, drammatica.
Chiedo anche, Non ho parole, non ho parole. chiedo anche a Paglia se la situazione è drammatica. Noi ci siamo, nel primo lockdown ci siamo un attimo attrezzati per un po' di delivery, un po' di... Però nel secondo lockdown veramente è andato avanti tutto questo. Noi siamo sui numeri che diceva prima, come ristoro naturalmente siamo molto contenti, gli stati hanno avuto un ristoro molto più cospicuo, dalla parte nostra che non servono assolutamente niente in questa maniera. Bisognerebbe un attimino fare forza alla nostra categoria, unirci tutti insieme, cosa che non siamo capaci di fare, che ognuno ha le categorie assolute, però purtroppo non riusciamo a farci ascoltare in maniera di aspettare un attimino come fa. Allora, c'è un problema di connessione, magari non riuscite ad ascoltare correttamente Paglia. Adesso chiedo alla regia direttamente se possiamo staccare il collegamento e magari ricollegarci direttamente con lui, invece continuiamo con Brosolo perché saltava la voce ogni tanto. E quindi volevo chiedere a Brosolo, oltretutto voi avete avuto difficoltà anche a rifornirvi, diciamo, cioè la filiera è stata messa a dura prova in questo periodo, ristoratori ma anche settore dell'agroalimentare direttamente. Difficilmente voi avete potuto rifornirvi in questo periodo, con certezza. Posso dirti che posso fare solo i complimenti a tutto il discorso filiera, perché li abbiamo sempre trovati pronti, sempre disponibili in tutti i sensi, a livello sia di forniture ma anche col discorso pagamenti, ci è venuto incontro su tutto. Dunque veramente posso dire dei professionisti. Io ti parlo a livello friulano, perché il 70% della mia merce è tutta friulana e posso dire bravi, veramente. Tutti i fornitori, devo solo fare i complimenti. Poi non è facile gestire gli acquisti più che la fornitura, insomma. Senti, che cosa chiedete adesso? Voi che cosa aspirate, che cosa chiedete? Dico alla Regione. Chiediamo chiarezza innanzitutto, non aprire solo una settimana, poi chiudere una settimana, aprire, perché i costi sono importanti, non siamo in primavera, dunque riscaldare attualmente un locale dopo 15 giorni di chiusura non è facile, non è come aprire la porta di uno chalet con gli amici, devi dare un servizio, devi lavorare, non è facile la situazione, ti dico, secondo me non hanno ancora capito bene chi ci governa come funziona sto mondo, insomma, questo tipo di lavoro, ma d'altronde sì, è normale, non siamo abituati a lavorare. Dunque. Diciamo che la zona gialla... Senti? Sì, sento sempre bene, io sento bene anche i nostri telespettatori. Pronto? Paglia, vediamo se riusciamo a collegarci con Paglia, oggi è un po' disturbato, diciamo, la nostra linea Skype, non la nostra ma in generale. Paglia, questa zona gialla che è appena arrivata, diciamo, un'ora fa, la rende soddisfatto oppure, diciamo, un contentino? Come diceva il mio collega, siamo soddisfatti a metà, perché non si può aprire una settimana, chiudere, aprire, assolutamente assurdo questa cosa qui. Io penso che ci devono essere dei controlli maggiori nei confronti dei nuovi ristoratori, alle regole, farle rispettare in maniera seria. Il rispetto deve dargli se viene del caso di rispettare le regole, successivamente si chiude la licenza. Questo noi ci siamo adattati a tutte le richieste, le esigenze. Allora, Paglia, abbiamo sempre un po' disturbata la sua linea, se le riesce ad abbassare il volume, mi dicono dalla regia, anche dalla regia datemi un po' di istruzioni contemporaneamente. Allora, io lancerei il servizio sulle palestre e piscine, anche perché mentre bar e ristoranti potranno riaprire, chi non riapre alla fine sono loro, palestre e piscine, che sono in lockdown anche quando siamo in zona gialla. Vediamo il servizio.
No, noi stiamo ancora cercando di capire quando e come riapriremo, perché oltretutto si sente che neanche il 5 marzo forse slitterà anche quello. I mesi continuano a passare e le risorse non ci sono. Purtroppo l'attività deve andare avanti, abbiamo persone che lavorano per noi, che comunque devono trovare altre risorse, rischio di riaprire senza avere personale perché magari ognuno di noi ha bisogno e esigenze diverse e magari va a trovarsi un altro impiego. I ristori non arrivano e quelli che arrivano non bastano a coprire le spese. Abbiamo messo tutti i presidi sanitari, abbiamo messo i gel e tutto quanto, sanificazioni fatte e ancora oggi noi siamo chiusi senza avere una data di riapertura certa. Mi associo a quanto ha detto prima Mario, le difficoltà sono notevoli. Tra l'altro noi abbiamo delle strutture che sono molto complesse come gestione e come manutenzione, perché costantemente dobbiamo essere presenti in quanto le apparecchiature sono molto sofisticate, ci sono praticamente pompe, filtri, computer che analizzano l'acqua e controllano tutto quanto, tutti i valori, e abbiamo sempre bisogno di una presenza costante all'interno della piscina anche per evitare ghiaccio, gelo e altre cose, quindi va messa in funzione. Ma quello che volevo sottolineare in questa, diciamo così, protesta è che i comuni, regioni, ma soprattutto i comuni sono i proprietari delle strutture delle piscine e devono praticamente mantenere e rispettare dei decreti che sono praticamente emanati dallo Stato, che è l'organo superiore. Però il paradosso è che noi siamo aperti in diverse strutture per mantenere le squadre agonistiche e mi spiego. Perché la federazione, che non è la proprietaria di un impianto, però noi apparteniamo alla federazione, ci costringe a mantenere gli impianti aperti per fare allenamenti alle squadre agonistiche, rispettando chiaramente le regole, e gli altri utenti, gli altri cittadini che sono praticamente all'interno di un comune non possono frequentare la piscina. Vediamo se riusciamo a ristabilire giusto un minuto il contatto con i due ospiti, che intanto ringrazio. Paglia, sentito, c'è qualcuno che è messo magari peggio di voi in questa situazione. Certo che andare avanti così, allora fino ad aprile, io non so quanti di voi nella vostra categoria potranno riaprire con tranquillità, perché bisogna considerare insomma il periodo che può essere altalenante da qui ad aprile. Certo, è vero quello che dice, giustamente ci sono delle categorie che sono molto penalizzate più di noi. Noi confidiamo nella bontà delle persone che ci governa affinché risolva questa situazione lavorando con tutte le precauzioni possibili per poter giustamente sopravvivere in questo momento, dopodiché vedremo cosa succederà. Brosolo, lei che ha investito in un piccolo comune, vedendo anche tutti gli altri ristoratori, c'è qualcuno che ha usato la parola, Paglia, che sopravvive? Adesso abbiamo qualche problema con l'audio, sempre con Brosolo, niente. Ok, allora noi andiamo in pubblicità, ringrazio i due ospiti, purtroppo è stato qualche problema con i collegamenti, li ringrazio entrambi per aver portato la loro testimonianza, mi fanno il cenno insomma che riescono a vedermi, e andiamo in pubblicità e poi sentiremo anche la voce dei politici, quindi chiedo anche ai ristoratori che rimangano in contatto anche dopo la pubblicità. Eccoci tornati in onda con Screenshot. Per chi non si fosse collegato nella prima parte in cui abbiamo sentito i ristoratori, posso affermarvi insomma che a breve ufficialmente diventeremo zona gialla a partire da lunedì. Questo spero che abbiate capito un po' tutti, perché mi stanno scrivendo anche in privato direttamente su Facebook, ve lo ribadisco, da lunedì. Non c'è ancora l'ufficialità, però sarà così insomma. Nonostante le guffate del Partito Democratico, il Friuli Venezia Giulia diventerà a breve zona gialla, lo dichiara il gruppo della Lega, appena uscito in questo momento, e allora vediamo queste guffate del Partito Democratico. Abbiamo Sciaurri, giustamente, il segretario del partito, segretario regionale. Buonasera. Buonasera intanto a tutti i telespettatori e grazie dell'invito. Allora, lei è il
lei è il gufo praticamente. Sì, sorridere, farebbe sorridere se non facesse davvero arrabbiare l'ennesima provocazione della Lega. Diciamocela tutta, noi abbiamo avuto un presidente della regione che ha gridato vergogna a chiunque negli ultimi mesi e improvvisamente abbiamo scoperto di avere i dati fra i peggiori d'Italia per numero di contagi e ahimè per numero di decessi, che è ovviamente uno dei dati più drammatici che le nostre famiglie provano ogni giorno. Quindi c'è poco da scherzare. Noi abbiamo passato un'estate senza affrontare i problemi che la nostra sanità aveva, raccontando che eravamo i migliori del mondo, ci siamo accorti di tutte le mancanze e di come abbiamo lasciato soli gli operatori della nostra sanità, di come abbiamo lasciato soli i nostri comuni e di come abbiamo lasciato soli i nostri cittadini. Chi ha avuto un parente, un malato di Covid, si è reso conto quanto fosse solo, quanto il tracciamento fosse saltato e che paura aveva di andare in ospedale con le difficoltà che i nostri ospedali avevano. Questo non può essere additato al Partito Democratico o sempre a qualcun altro. Chi governa si assuma la responsabilità di quanto è accaduto in questa regione. Senta, le leggo la nota integrale anche, non il papiro completo. Comunque le leggo alcuni passi in cui dice il gruppo della Lega, dispiaciuto di constatare come anche in questa occasione il segretario del Partito Democratico, Cristiano Sciauli, avrebbe dovuto stare zitto per evitare di collezionare l'ennesima figuraccia. Adesso attendiamo di leggere la solita narrazione del Partito Democratico secondo cui i meriti saranno del governo giallo-rosso di quello che resta e i demeriti della regione. Ecco, questo fa capire chi ha senso delle istituzioni e chi non ce l'ha. Se andiamo in zona gialla, io sono la persona più contenta del mondo. Però non se l'aspettava neanche lei oggi, Sciauli, vero? No, probabilmente non se l'aspettava nessuno, ma ciò significa che i dati in qualche maniera sono migliorati, va riconosciuto che sono migliorati. Chi analizza i dati, io non ho criticato quando ci hanno messo in zona arancione, figuratevi se critico adesso che ci mettono in zona gialla e che per fortuna ci permettono di tornare a una vita un po' più normale. Io credo che dobbiamo dire però senza infingimenti, senza andare in piazza a protestare contro la zona arancione e poi chiudere le scuole per primi, cosa vuol fare questa regione sulla sanità da un lato e dare messaggi chiari ai cittadini dall'altro, in modo che, come dicevano anche i ristoratori, si continuino a rispettare le regole e attraverso i vaccini si possa superare questa pandemia. Senta, però Ciò la gente... che è mancato in questi mesi è la coerenza e la capacità di intervenire sul sistema sanitario regionale. Però c'è anche mancanza di coerenza in generale, creando confusione alla gente quando il giorno prima senti l'Europa che ti dice sei in rosso scuro, dall'altra parte oggi ti mette il Ministero della Salute in giallo. Cioè, sinceramente cerchiamo di far capire anche alla gente dove siamo, perché uno si dice ma se siamo in rosso scuro il giorno prima per l'Europa e poi in giallo il giorno dopo, dove sta la verità? Beh, lì sappiamo ed è vero ed è giusto, come dice lei, che dovremmo spiegarlo ai cittadini e spesso queste comunicazioni creano anche un po' di preoccupazione nei cittadini stessi. Per l'Europa il dato fondamentale è la percentuale dei contagi su 100.000 abitanti e in zona rossa siamo rimasti noi e la provincia autonoma di Bolzano. Questo però non impatta sulla vita quotidiana delle persone in questo momento, sull'apertura dei locali prevista dalla zona gialla, diciamolo, chiariamolo. Ovviamente però è un dato che va tenuto in considerazione ed è quello che dicevo all'inizio. È inutile arrabbiarsi, scaricare colpe, attaccare il Partito Democratico. Abbiamo raccontato per mesi che eravamo i migliori del mondo, i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno provato sulla loro pelle la difficoltà della sanità di questa regione e purtroppo anche i numeri che abbiamo dovuto affrontare. A me, Sciauli, pare che vi attaccate tutti quanti, Ma non è che tiro l'orecchio adesso a lei, però io leggo continuamente comunicati stampa da una parte e dall'altra che vi attaccate, quando in questo momento magari servirebbe un po' unirsi per cercare di aiutare i ristoratori. Ha sentito prima i ristoratori, esatto. Il grido d'aiuto che hanno dato, questo è il grande problema. Chiaro. Sono le altre vittime del Covid queste. Però su questo vorrei essere chiaro, io non ho mai attaccato una scelta fatta nell'interesse dei cittadini di questa regione. Quando il presidente Fedriga all'inizio della pandemia decise di chiudere per primo le scuole, il primo partito che gli diede sostegno anche contro le posizioni nazionali fu il Partito Democratico.
perché all'epoca abbiamo detto bene, chiudiamo prima le scuole perché c'è una pandemia in atto e diamo un segnale chiaro, eccetera. Ciò che si contesta non è essere incoerenti e saltare da un posto all'altro ogni settimana, andare in piazza a manifestare contro le chiusure e poi dire io chiudo le scuole superiori fino a fine gennaio. Allora, i cittadini in questo momento hanno bisogno di fiducia, coerenza e di istituzioni, di presidenti che fanno i presidenti della regione, non i segretari del proprio partito. I ristoratori hanno bisogno di soldi. I ristoratori oltre che di aprire, hanno bisogno di soldi. Ha sentito quello che ha detto e alla fine ho preso 1/10 di quello che ho perso con i ristori. Mi fa campare quello. È chiaro che i ristori non basteranno mai a coprire il fatturato mancato. Richiariamo e ricordiamo che sono state messe in campo anche altre misure. La cassa integrazione è stata allargata a tutti i settori, quindi anche chi non poteva mettere eventuali dipendenti in cassa integrazione, penso proprio a ristoranti piuttosto che piccoli artigiani, possono, ahimè, mettere in cassa integrazione i dipendenti in questo momento. Certo, i ristori non basteranno mai, bisogna in qualche maniera superare, e io spero, questi ultimi 2 mesi con il vaccino di difficoltà e poi pensare a piani di rilancio che guardino al futuro. Sì, c'è un po' di paura un po' sui vaccini, a essere sincero. Cioè, per queste indecisioni non dovute al governo, penso alle regioni, ci sono ritardi nelle consegne, questo può inficiare insomma, le prossime somministrazioni, creare un vero problema. Torniamo un po' a quello che diceva prima, è come se io adesso mi mettessi ad attaccare Federica sulla questione dei vaccini. Sarei un irresponsabile e uno che non sa quello che dice. Non è colpa di Federica se i vaccini non arrivano puntualmente, non è colpa del governo, è chiaro che serve un'interlocuzione forte a partire dall'Europa con delle ditte farmaceutiche che in qualche maniera non stanno rispettando gli impegni che si erano presi. Però mi pare che adesso questa settimana siano ripartiti con costanza la fornitura in Regione Friuli Venezia Giulia e io spero che gradualmente si riesca davvero a dare un segnale importante e dobbiamo dire anche ai cittadini dare un po' di fiducia a famiglie, operatori, imprese che sono provate. Zaia spinge per fare il vaccino con le aziende farmaceutiche, riconvertendole. Potrebbe farlo anche Federica? Ma non lo so, io le provocazioni su queste cose mi scaldano fino a un certo punto, perché stiamo parlando della salute delle persone, abbiamo bisogno di avere delle certezze e in qualche maniera ribadisco, adesso a parte le battute, ciò che si diceva prima, abbiamo bisogno anche di ridare un po' di speranza e fiducia ai cittadini, quindi dire che i vaccini arriveranno, che si sta procedendo celermente e che probabilmente speriamo in pochi mesi si sia superato questa fase drammatica. Senta, per l'ultimo minuto le chiedo questo, Sciaurli, visto che è anche segretario regionale di uno dei partiti maggiori in Italia. Dai colloqui svolti al Quirinale, questo l'ha detto il Presidente, il Capo dello Stato Mattarella, dice è emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta dai gruppi che sostenevano il governo precedente, 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva, ma va verificato che per questo adotterò quanto prima un'iniziativa. Si va quindi verso un incarico, l'incarico è assegnato in questa prima fase a Roberto Fico. Cosa ne pensa di questo ritorno di Italia Viva col Partito Democratico? Ma io non ho capito ovviamente le ragioni di questa crisi, come credo pochissimi cittadini l'abbiano capite, o almeno in ordine di priorità in questo momento tutto c'era fuorché mettere in fibrillazione un governo e un paese. Paese che ha bisogno di risposte, quelle che chiedevano i commercianti e non certo di discussioni di palazzo. E quindi se si fa presto, io l'ho detto e lo ribadisco, bisogna avere il senso delle istituzioni per riaprire e anche mettere da parte rancori e ripartire. Però se si riparte su basi nuove, chiare fino in fondo. Non può essere uno stillicidio di un leader piuttosto che un altro che ricatta e mette in difficoltà il governo ogni secondo. Si riparta con un progetto politico e soprattutto con la capacità di delle risposte che i cittadini chiedono. Mi pare però ci sia Italia Viva, ci siano i moderati, ci siano i costruttori,
ma la centralità oggi sono cittadini, imprese, economia e rilancio. Sì, mi pare però di aver capito, insomma, che per voi un premier come Conte andava meglio rispetto a tutti gli altri. Ma io credo che Conte abbia dimostrato equilibrio e capacità di tenere insieme una maggioranza nuova, perché di questo si trattava in quel momento, in maniera quindi non semplice, e abbia dimostrato anche equilibrio e capacità in una fase difficilissima come quella della pandemia. Io però non idolatro nessuno e non trasformo nessuno in Mazinga Z, per capirci. Ecco. Quindi in qualche maniera, se c'è la possibilità, ripartiamo da Giuseppe Conte, ma il dato vero è il progetto politico e la risposta al Paese. Grazie Sciaule per essere venuto nella nostra trasmissione. Grazie a voi e buon lavoro e grazie del servizio che fate. Grazie, buona serata. L'auguro anche a voi, buona serata cari telespettatori, noi ci vediamo domani con il notiziario di Telefriuli, stasera appuntamento alle ore 21 invece con le tappe che hanno portato alla vittoria della quinta edizione di Lo Sapevo insieme a Alexis Sabato. Grazie, arrivederci.